Siamo riusciti a fare l'aggiornamento. Ciao a tutti, sono Thomas De Gobbi. Era da una settimana che volevo aggiornare questa pedaliera che ho acquistato appunto una settimana fa. C'era il nuovo firmware e quindi cosa fai? Lo vuoi scaricare perché devi avere sempre gli strumenti aggiornati. Ho scelto questa pedaliera tramite molti video di recensioni e di prove che ho visto online e ne ero soddisfatto perché potevo controllare sia la chitarra che la voce, per quanto io non sia né un chitarrista né un cantante, molto meglio che altre pedaliere che o ti aiutavano un po' nella voce, nelle armonie, eccetera, o erano pedaliere per chitarra. Perché non potevo aggiornarlo? Perché TC Helicon non ha più l'assistenza come prima, purtroppo ha avuto dei cambiamenti nell'azienda, insomma tante storie che ho risolto grazie ad un gruppo Facebook TC Helicon fan o qualcosa del genere, dove un utente gentilissimo ha messo passo passo quello che bisognava fare. Ora vi faccio vedere tutto. Questa è la mia pedaliera, come vedete ho già fatto il mio preset qualche giorno fa. Vado in setup ed ecco che adesso è aggiornata alla versione 1.4 B51. In descrizione vi metterò dei link. Il link fondamentale è questo, che vi porterà a una pagina di Drive, Google Drive, dove potrete scaricare questa cartella qui. La aprite, andate su scarica, il file si sta comprimendo e vi si creerà una cartella come questa. Una volta scaricato il file zip, eccolo qui in desktop, lo aprite e questa sarà la cartella appunto che vi servirà. All'interno di questa cartella, come vedete, ci sono questi file, che sono proprio i file della Play Acoustic. Dopodiché scaricate questo programmino qui che si chiama TC Helicon Voice Support 2, versione 1.103, per Windows o per Mac, dipende appunto che computer avete. Io ho scaricato questo qui per il Mac. Che programma vi si apre? Si apre questo programma qui. Eccolo qua, Voice Support. All'inizio non si poteva fare l'aggiornamento perché diceva che c'era già la pedaliera collegata ad un'altra sorgente MIDI. Andate sul vostro disco rigido, aprite libreria, andate giù e trovate TC Helicon, Voice Support, Play Acoustic e questi sono proprio i file che prima ho scaricato e sono proprio questi file qui. Eccoli qua. Questi file qui che avete scaricato prima dal drive di Google, fate copia e incolla e li incollate qui. Una volta fatto questa procedura, aprite il programmino di Voice Support. Una volta aperto il programma vi dirà in automatico che c'è un aggiornamento firmware, perché adesso i file li avete voi salvati all'interno della cartella di Voice Support. Prima invece andava in conflitto. Una volta appunto cliccato sull'aggiornamento ci vorranno forse un paio di minuti, vedrete le barre appunto di scorrimento che caricano i file e fanno l'upload, dopodiché chiudete tutto. Sarò onesto, non so se questo aggiornamento abbia portato delle migliorie agli effetti, insomma, al prodotto. Certamente volevo farlo e gli aggiornamenti vanno fatti. Un ringraziamento speciale ancora agli utenti del forum di Facebook TC Helicon, dove appunto ho trovato questa soluzione e l'ho provata subito. Ho voluto immediatamente fare questo video per potervi aiutare perché anch'io ieri avevo perso 7 ore davanti a due computer per cercare di aggiornarla. Ci siamo riusciti. Grazie a tutti, se avete bisogno scrivete nei commenti sotto. Musica!